benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Si svolgeranno oggi in cattedrale a Catania i funerali di Santo Re, il pasticcere ucciso nel borgo Onnina, una città ferita e ancora incredula per una morte che non ha un perché. Le esequie celebrate da Monsignor Renna saranno trasmesse in diretta su Telecolor dalle 16:30. Mappatura del territorio e attività pressante contro i parcheggiatori abusivi. In prefettura a Catania è riunito il tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Anni di violenza nei confronti della moglie venuti alla luce grazie al coraggio del figlio minorenne. A Catania è arrestato un uomo di 47 anni che avrebbe picchiato la moglie a bastonate. I 4 figli della coppia affidati a una casa famiglia. La recente eruzione dell'Etna, accompagnata dalle polemiche sul mancato rispetto delle regole, ha portato alla luce Etnas, il sistema di alert ideato da INGV e Protezione Civile. Serve però l'integrazione con tutti i soggetti del territorio. Solo le polemiche percorrono velocemente la A19. Le lunghe code del 2 giugno causate da cantieri infiniti fanno scattare le dimissioni dei 2 subcommissari. Domani in programma un incontro tra ANAS e Regione per accelerare l'iter dei lavori. A Catania ha stipulato a Librino il patto educativo di comunità che prevede la partecipazione attiva dei genitori contro la dispersione scolastica. Nella Sicilia che legge poco mancano i bibliotecari. Vi raccontiamo la storia di Pietro, ragioniere in pensione che anni fa ha aperto una biblioteca itinerante in strada. E poi il basket, gara 3 stasera della semifinale scudetto tra Trapani Shark e Germany Brescia. Per i Granata l'ultima chance per continuare a sognare il tricolore. Bentrovati, dunque nel pomeriggio i funerali del giovane pasticcere che saranno celebrati in cattedrale. Telecolor trasmetterà in diretta la cerimonia a partire dalle 16:30. Lorena Dolci. Una bara e tanti perché. Non manca solo il movente all'omicidio del pasticcere Santo Re, accoltellato a lungomare di Ognina da un irregolare che si improvvisava parcheggiatore abusivo. Sono molte le domande che un'intera città, che si sente sempre più insicura, si pone attorno ad una morte tanto gratuita quanto crudele. Alle 16:30 l'ultimo saluto in cattedrale al giovane papà che lascia una moglie affranta e una figlioletta di 2 mesi. Telecolor trasmetterà in diretta la cerimonia. Che il suo assassino sia John Obama con trascorsi violenti alle spalle e multiple identità, ci sono pochi dubbi. È stato arrestato in flagranza con le mani e gli abiti sporchi di sangue. Questo video lo inchioda e 2 testimoni oculari hanno assistito alla scena. La giustizia ha iniziato il suo corso. Obama è in carcere, il GIP ha convalidato l'arresto dopo che l'uomo ha scelto di fare scena muta davanti ai magistrati. Le domande in sospeso: perché l'uomo fosse ancora in giro nonostante è destinatario di un foglio di via e soprattutto nonostante avesse già manifestato dei comportamenti aggressivi. Secondo le ricostruzioni, i 2 venerdì scorso si sarebbero incontrati a metà della rampa che conduce al porticciolo di Ognina. Il giovane pasticcere stava rientrando a casa alla fine di una giornata di lavoro con 2 brioche in un pacchetto. A quel punto l'aggressore si è scagliato su di lui con un coltello. L'autopsia parla di efferata e reiterata violenza. Sicuramente sono stati numerosi i colpi di coltello sferrati in diverse parti del corpo. La vittima sanguinante è riuscita comunque a tornare verso il bar del lungomare chiedendo aiuto, ma i soccorsi sono stati inutili. I 2 si conoscevano, spesso i dipendenti gli davano anche qualcosa da mangiare. Resta ancora la domanda: cosa ha scatenato la furia omicida? E un uomo di 47 anni è stato arrestato a Catania per aver picchiato la moglie con un bastone. 2 anni di violenze inizialmente coperte dal silenzio sono venute alla luce grazie al coraggio del figlio minorenne. Una storia di soprusi spesso nascosti, per cui è necessario continuare a parlarne. Eva Spampinato. Sono stati la forza e il coraggio del figlio 17enne a sottrarre dalle mani violente del padre una madre che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare.
2 anni di botte, silenzi, 2 anni di paura, finiti con l'arresto di un uomo di 47 anni catanese accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie e dei suoi figli. Le violenze erano cominciate nel 2024. La donna si era presentata in ospedale con un braccio tumefatto. Inizialmente aveva detto che era stato il marito, ma poi aveva ritirato la denuncia. Un caso isolato, aveva spiegato. Nei mesi successivi le violenze non si sono fermate quando l'aggressione è finita con delle bastonate, provocando alla donna un grave trauma alla spalla. Il figlio non è riuscito più a rimanere in silenzio e ha raccontato tutto. I 4 figli della coppia sono stati affidati a una casa famiglia. L'uomo, rintracciato in una casa nella zona di Vaccarizzo, è stato arrestato. Quella che abbiamo raccontato è la fotografia di una realtà che ci riguarda tutti e che continua a riempire le cronache dei giornali. Una violenza che spesso resta nascosta e che non parla solo di botte, ma anche di paura di denunciare e solitudine. Non possiamo abbassare la guardia, non possiamo smettere di parlarne. E un affittacamere è stato arrestato al Borgo Vecchio a Palermo insieme a un inquilino con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Gli uomini rispettivamente di 51 e 41 anni sono stati arrestati dopo un blitz della polizia. Nell'appartamento sono stati trovati 40 grammi di cocaina più il materiale per il confezionamento della droga. Nelle altre stanze, in un soppalco, sono stati trovati numerosi involucri trasparenti e barattoli con oltre 4 kg di marijuana e semi per la stessa droga. Anche in questo caso è stato trovato del denaro, materiale per il confezionamento. Tutto è stato naturalmente sequestrato. E cambiamo argomento, torniamo a parlare della recente eruzione dell'Etna che ha fatto scoppiare le polemiche sul mancato rispetto delle regole che limitano di oltrepassare i 2500 metri in caso di si allerta. Ha portato alla luce un sistema che funziona, l'Etnas, ideato da INGV e Protezione Civile, ma che deve essere necessariamente integrato con tutti i soggetti del territorio interessati. Eva Spampinato. Etnas è uno dei pochi sistemi che in Sicilia funziona e lo ha dimostrato proprio in occasione della recente eruzione dell'Etna, che si è sviluppata con un crollo di parte della parete del vulcano che ha provocato poi una spettacolare quanto pericolosa nube ardente. Il sistema è stato messo a punto da Protezione Civile e INGV e permette di riconoscere in anticipo il verificarsi di fontane di lava e di apertura di fratture eruttive laterali. È un contenitore che hanno sviluppato ricercatori dell'Osservatorio Etneo che gestisce una serie di sottosistemi di allertamento. Il sistema è in funzione dal 2022. A spiegarne il meccanismo è il direttore dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Catania, Stefano Branca. Dalla sala operativa dell'INGV parte la segnalazione via mail alla Protezione Civile, che a sua volta la dirama a tutti gli enti e istituzioni interessati sul territorio. Complessivamente gestisce 8 singoli sistemi di allertamento che sono ognuno di questi legati a un singolo parametro geofisico, tipo il tremore, la localizzazione del tremore, l'infrasuono, oppure altri parametri come le anomalie termiche, eccetera. Ognuno di questi sottosistemi ha un suo sistema di preallertamento dei fenomeni parossistici dell'Etna che vengono gestiti complessivamente e letti tutti quanti assieme, e una volta che si supera una determinata soglia, questo sistema manda in maniera automatica un primo cosiddetto warning, quindi una prima allerta con possibile probabilità di inizio di un'eruzione esplosiva dai crateri sommitali. Un sistema che funziona ma che si arena nel momento in cui occorre agire per controllare che venga rispettato. Mappatura del territorio e attività pressante contro i parcheggiatori abusivi. In prefettura a Catania ha riunito il tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il servizio di Luca Ciliberti. Il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, ha convocato a Palazzo Minoriti il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Al tavolo riuniti anche il sindaco e tutti i vertici delle forze dell'ordine. La riunione è servita per dare risposte immediate dopo l'omicidio di Ognina dello scorso 30 maggio, unito ai fenomeni di criminalità dilagante in Corso Sicilia e al diffuso senso di insicurezza denunciato dai cittadini nelle aree della Movida a Catania. Si è concordato di riprendere attività già svolte anche nel recente passato
ricominciando a fare una sorta di mappatura sostanzialmente di tutta la presenza dei parcheggiatori abusivi. Io credo che li andremo a ricontrollare uno per uno all'interno di attività straordinarie di controllo del territorio per capire esattamente chi sono, dove sono, che posizione hanno sul territorio nazionale e quindi si cercherà da questo punto di vista di svolgere un'attività di pressione importante. Nel caso specifico di Ognina questo parcheggiatore era stato arrestato, è tornato in libertà, era là davanti a tante persone, addirittura si diceva che molti lo conoscevano. Sì, abbiamo sentito anche di situazioni nelle quali lui, nonostante i controlli di polizia, era stato addirittura difeso da persone che stavano sul posto e individuato come persona, che non avrebbe portato problemi, poi le cose sono andate diversamente. Il comitato si riunirà nuovamente a breve per ulteriori attività di controllo del territorio. Cantieri e polemiche continuano a percorrere la 19 dopo le dimissioni dei 2 subcommissari. Domani è previsto un incontro tra ANAS e Regione per accelerare l'iter dei lavori sull'autostrada. Marco Gullà. 2 subcommissari dimessi, un vertice d'urgenza tra ANAS e il presidente della regione Renato Schifani, la presa di posizione congiunta dei sindaci di Casteldaccia, Altavilla e Bagheria, non ultima l'ira degli automobilisti che ogni giorno devono stare ore e ore nel traffico per via dei numerosi cantieri che si incontrano lungo il percorso. Caos e polemiche sulla 19, la Palermo-Catania, soprattutto dopo i 15 chilometri di code del 2 giugno. Ieri le dimissioni dei 2 subcommissari, ma l'opposizione politica chiede che a prendersi la responsabilità sia il commissario governativo dei lavori, ovvero Renato Schifani. ANAS e Regione Sicilia si incontreranno proprio domani per accelerare l'iter dei lavori e sbloccare i cantieri in vista anche dell'imminente stagione estiva. Un problema decisamente sottovalutato e che è venuto a galla in una giornata di grande flusso come quella del 2 giugno. Nel cantiere fra Bagheria e Palermo è in corso la manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche in corrispondenza degli svincoli in entrambe le carreggiate. L'altro problema è che non c'è neanche una strada alternativa perché anche la strada statale 113 e la strada Contrada dei Valloni di collegamento tra i comuni di Altavilla, Casteldaccia e Bagheria da diverso tempo sono piene di interruzioni e restringimenti per via di altri cantieri. E una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in nottata a Mazara del Vallo, in via Santa Gemma. La giovane era a bordo di uno scooter guidato da un amico, anche lui minorenne, rimasto ferito, che si è scontrata con una Ford Fiesta. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze del 118. Per la sedicenne non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo ferito trasportato all'ospedale a Betaiello di Mazara del Vallo con traumi e fratture. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per stabilire le cause appunto dell'incidente. Ad Agrigento l'ex carcere di San Vito rinasce come uno spazio culturale. Da fine giugno ospiterà la Biennale della Città del Mondo, un progetto di rigenerazione urbana firmato Farm Cultural Park, nell'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura. Davide Sardo. Da simbolo di reclusione a motore di rinascita culturale. Ad Agrigento l'ex carcere di San Vito, chiuso da oltre 30 anni, si prepara ad una nuova vita. Nel cuore dell'anno da capitale italiana della cultura, l'antico edificio sarà trasformato in un centro di creatività e innovazione. Concesso in uso temporaneo a Farm Cultural Park, il progetto, ideato con il Politecnico di Milano, punta a dare nuova funzione ad un luogo carico di memoria. Nato come convento nel 400, divenne carcere duro nell'800. Ora diventerà uno spazio aperto ai giovani, alla cultura e alla partecipazione. Riapriamo questo spazio chiuso da 30 anni in 45 giorni. Ci saranno 3 padiglioni nella nostra Biennale delle Città del Mondo, uno dedicato a Medellin con la municipalità e l'Università di Medellin, un altro dedicato a Nazareth con un'attivista architetta di Nazareth. Il recupero è sostenuto dal Comune di Agrigento, dal Parco della Valle dei Templi e dalla Soprintendenza. Alla presentazione anche i vertici dell'Agenzia del Demanio. Iniziano una nuova vita questo immobile, è una nuova vita che si apre alla città, si apre alle comunità
è una nuova vita che sviluppa assolutamente principi di rigenerazione, innovazione urbana, innovazione sociale e quindi diventa un punto di riferimento per questa città. Un segnale forte, anche i luoghi dimenticati possono diventare futuro. A Librino stipulato il patto educativo di comunità che prevede la partecipazione attiva dei genitori e il coinvolgimento del territorio nella vita scolastica. Tonino De Mana. È un patto che intreccia scuola e territorio in un quartiere librino che da anni combatte dispersione scolastica e povertà educativa. All'Istituto Rita Atria non è un giorno qualsiasi perché la firma incalcia il progetto. Rappresenta un punto di svolta per genitori, alunni e istituzioni. Teatro dell'evento la Nuova Masseria Moncada, punto di riferimento scolastico e non solo. Tra gli attori protagonisti il Comune di Catania, rappresentato dall'assessore all'istruzione Guzzardi. Il Comune fa la sua parte perché qui nasce una vera comunità educante che mette insieme associazioni del territorio, la scuola e le famiglie. Quindi essere partecipi informativa per noi è non solo un dovere ma un piacere realmente. Gli fa eco il dirigente scolastico Cetti Tumminia. Sulla dispersione scolastica, lavorandoci da tanto tempo, devo dire che abbiamo dei successi incredibili, quantomeno in quella che possiamo definire la dispersione implicita. C'è sicuramente un attaccamento e una partecipazione più attiva a tutte le attività della scuola. Le povertà educative, quelle non si combattono solo ed esclusivamente con i progetti a scuola, quello deve diventare un progetto sociale. Per l'occasione è stato inaugurato un altro murales. La rondine simboleggia la possibilità di andare, esplorare il mondo e poi tornare, perché casa rimane comunque sempre casa ed è qui pronta ad accogliere tutti. Dopo anni di interminabili lavori è stato aperto al pubblico l'ingresso pedonale della scuola, mentre sono stati piantati alcuni alberelli che faranno parte del bosco di Nuova Masseria. Presentata stamattina al Palazzo della Cultura Déjà Vu, un'opera di rigenerazione urbana frutto di una sinergia pubblico-privato. Il servizio di Lorena Dolci. È solo il bozzetto, ma già si intravede il soggetto finale. 2 donne, una di fronte all'altra, un fiore in mano, un atto di gentilezza. È Déjà Vu, un ecomurales firmato dallo street artist Ligama, che restituisce nuova bellezza alla circonvallazione di Catania e rende omaggio a Sant'Agata. Una sinergia pubblico-privato con il dono dell'azienda Covai alla città per celebrare i suoi 40 anni di attività. Un dono per Catania appunto che coinvolge i giovani, uno dei suoi figli, cioè Salvo Ligama, l'artista che abbiamo scelto per realizzare quest'opera, e allo stesso tempo possa dare un segno di bellezza a questa città che tanto bella è ma che allo stesso tempo è tanto piena di problemi. Ligama è un ex allievo dell'Accademia di Belle Arti che partecipa al progetto con i suoi studenti. I nostri ragazzi lavoreranno insieme con i nostri professori, faranno questa attività di una alta formazione sul territorio e svolgeranno quello che credo sia il compito di questa accademia, creare delle reti culturali, delle reti tra istituzioni che guardino al privato. È un po' il seguito del lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione nella rigenerazione urbana di questa città attraverso la riqualificazione di piazze, di grandi spazi a verde e quindi quando poi si sviluppa una sinergia come quella che stiamo presentando oggi tra pubblico e privato, certamente l'amministrazione non può che esserne felice. L'opera sarà realizzata in parte con vernici fotocatalitiche capaci cioè di purificare l'aria in una zona molto trafficata. Sarà inaugurata sabato 14 giugno al Tondo Gioeni. Nella Sicilia, che legge poco, mancano i bibliotecari. Nella metà delle strutture, oltre 3 comuni su 4 non hanno una libreria. Vi raccontiamo la storia di Pietro, ragioniere in pensione che anni fa ha aperto una biblioteca itinerante in strada. Marco Gullà. In un paese dove si legge sempre meno, la Sicilia resta fanalino di coda negli indici di lettura. Nella metà delle biblioteche mancano i bibliotecari e oltre 3 comuni su 4 non hanno nemmeno una libreria. Eppure a Palermo, nel cuore di un centro storico ormai invaso da ristoranti e locali, c'è ancora chi crede nella forza dei libri. Lui è Pietro, un ragioniere in pensione che ha trasformato un angolo di città in qualcosa di unico, una biblioteca itinerante. Prima innanzitutto mi sono affittato un localino qua, che sarebbe questo che poco fa avete visto, vedi, qua dentro, dove subito l'ho saturato di libri e naturalmente poi piano piano ho dovuto mettere qualche fogliolina fuori e abbiamo fatto
un vicolo, una bellissima via stradina di Palermo, piazzetta Monte Santa Rosalia, abbiamo riempito libri. Attualmente, dopo 12 anni, sono circa 70-80 mila libri. Qui non si compra, si scambia tra donazioni e baratti. Questa biblioteca è diventata un punto di riferimento per cittadini e turisti. Tanti anni che il Pietro Tramonte porta avanti questo luogo di incontro, più che altro. Oggi ho preso un libro che parla sull'Africa. Pietro passa ore e ore tra i libri e quando gli chiediamo se rifarebbe tutto da capo, non ha dubbi. Se dovessi rifare questa cosa la rifarei volentieri. Anche se ci sono state delle problematiche, però lo rifarei ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, ogni minuto. Una breve pausa, tra poco il calcio e il basket, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo allo sport, tempo di programmazione per le società siciliane. A Palermo è dato per fatto ormai l'accordo per Inzaghi in panchina. Il Catania con il proprio allenatore discuterà nei prossimi giorni sulla costruzione della squadra. Francesco Triolo. Radio Mercato parla di una trattativa arrivata ai dettagli, quella per far sedere Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. Un paio di indizi farebbero una prova e sono quelli dei sondaggi che l'ormai ex allenatore del Pisa avrebbe fatto con alcuni suoi fedelissimi, uno tra tutti Vignato, che potrebbero seguirlo nell'avventura rosanero. A Catania si discute invece il futuro di Faggiano, ma anche e soprattutto quello di Mimmo Toscano. Il club deve pianificare il prossimo campionato, che dipenderà inevitabilmente dalla guida tecnica, e ogni discorso ruota attorno alla posizione di Toscano. L'allenatore è in Calabria, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, e tornerà in città nel fine settimana. Sul tavolo ci sono il destino stesso del tecnico, da decidere in maniera definitiva, e da seguire la strategia per la costruzione della nuova squadra. Toscano avrebbe chiesto almeno 6 rinforzi, di quelli in grado di far alzare l'asticella a tutta la rosa, di averli a disposizione già dal ritiro di Norcia, dove lavorare con un gruppo già formato, senza esuberi, un lavoro da avviare immediatamente. A Siracusa è iniziato il conto alla rovescia per la finale della Pool Scudetto, che domenica a Teramo vedrà la squadra di Turati impegnata contro il Livorno. In palio c'è lo scudetto dei dilettanti, l'ultimo sforzo per gli azzurri, reduci da 12 vittorie consecutive. Poi ci si concentrerà sul futuro e sulla programmazione della prossima stagione. Il punto fermo è proprio il tecnico che ha riportato il Siracusa tra i professionisti. A Trapani invece l'attenzione del presidente Antonini in questo momento è sulla convenzione per lo stadio, da discutere con l'amministrazione comunale, e poi per la squadra di basket impegnata in gara 3 di semifinale scudetto. Adesso parliamo di basket in Serie A, gara 3 stasera della semifinale scudetto tra Trapani Shark e Germani Brescia. Dopo le 2 sconfitte in casa, per Trapani è l'ultima chance per continuare a sognare. Franco Camarasana. Per la squadra lombarda è il match point per l'accesso alla finale. Per quella siciliana, avendo perso le 2 partite giocate in casa, è l'ultimo appiglio per allungare la serie. Si gioca al meglio delle 5 partite e non andare in vacanza a partire da domani. Le probabilità che la Trapani Shark possa compiere il miracolo sono strettamente legate al suo rendimento. Se tornerà a giocare con una buona difesa e le stesse percentuali al tiro della stagione regolare, col 57% da 2 e il 39% da 3, qualche chance potrebbe averla. Se giocherà invece come nelle 2 recenti partite con Brescia, subendo molto in difesa e con appena il 24% al tiro dal perimetro, vuol dire che è giunta a questo appuntamento con le batterie scariche e con le conseguenze del caso. La risposta stasera al campo, al Pallaleonessa di Brescia. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, prossima edizione alle 20. Grazie per averci seguito e buona giornata.